Dal 20 dicembre il Veneto sarà in giallo, i parametri lo dicono. Penso che il bollettino di venerdì si possa riservare, salvo arresti dell'infezione con dimissioni ciclopiche, purtroppo ci riserverà la classificazione del lunedì prossimo di zona gialla. Non è che voglio star qui a dire saremo in zona gialla, però ho l'obbligo di dirvi che ormai siamo agli sgoccioli anche col terzo parametro. Allora, ci sono dati che ci dicono che l'infezione sta correndo e il dato principale ci viene dato dall'incidenza, che sono 4,50. Non siamo la regione, diciamo, con maggiore incidenza, perché fra l'altro mi ero fatto fare anche una tabella che ho da qualche parte, eccola qua, ma dopo ve la do. Questa è fatta sui dati di ieri che sono più attendibili. Noi siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la 10ª regione. Da oggi iniziano le prenotazioni per il vaccino per i bambini da 5 a 11 anni. Queste le indicazioni. Le linee di intervento sono: o fanno la vaccinazione all'interno del proprio ambulatorio, tipo ha fatto Padova questo nella prima fase per esempio, quindi quando ha vaccinato 12-16 anni, perché alcuni della corte 12-16 anni sono stati vaccinati dai pediatri, non tantissimi, mi sembra 18.000 in tutto il Veneto, no? Però sono stati vaccinati dai pediatri. Quindi all'interno del proprio ambulatorio, e sarà quindi il pediatra che organizza la seduta vaccinale chiamando i propri assistiti o comunque sentendo in questo caso. Mentre sembra che l'opzione più, insomma, oggi che riscontri più successo, che comunque si è visto funzioni di più, esempio Treviso, che l'ha fatto appunto sempre nella fascia 12-16 anni, è quella che all'interno dei nostri hub vaccinali vengono dedicate delle linee e poi i pediatri di quella zona si mettono d'accordo per delle sedute fatte e gestite da loro. E in questo caso ci sarà la prenotazione tramite la nostra piattaforma regionale, quello che diceva il Presidente. E poi c'è il domicilio, chiaramente, sempre il pediatra che va a domicilio per i bambini che non si possono muovere. Diciamo così, chi è eleggibile sono i 300.000 che diceva il Presidente. Abbiamo 2 arrivi. Il primo, arrivano 186.000 dosi il 15 e altre 60.000 dosi il 5 di gennaio.